Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 29 gennaio, puntata dedicata al prossimo avversario che è il Verona, ma ci sarà mercato, ci sarà anche Vittorio Puseddu, ex giocatore, ex di Cagliari e Verona, ma diamo il buongiorno ovviamente a Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno a tutti. Ma andiamo? In Spero forma? bene oggi, dai, sì. Oggi è Ho portato giornata a campare. l'auto, no, ho Esatto. portato l'auto ad aggiustare, quindi finalmente dovrei riuscire a rientrare a casa, ecco, diciamo così. Ecco. Ciao Ste, ben trovato. Speriamo bene. Buongiorno anche a Faccio. Pier Giorgio Angelozzi non si smentisce. Buongiorno Tracada. Verona ora prende questi due sconosciuti davanti e fanno la gara della vita. Speriamo anche noi con una diretta concorrente. Buongiorno anche a Violetta. Buongiorno Animade. Buongiorno da Laia, ben trovato. Dici qualcosa del nuovo acquisto, che caratteristiche ha? Mangia la tinca. Abita in marina, anche lui come Luca Di Leonardo, insomma, è un grande frequentatore di trattorie, a differenza di Luca Di Leonardo. Esatto. Ma sì, ma lasciamoli parlare, Marco. Ma sì, ma è polemica, è tutto normale. Allora, hanno chiesto un po' sul discorso del nuovo arrivo. Arriverà. Quando arriverà? Othniel Ratering, classe 2006. Dovrebbe fare le destro. visite in giornata, da quello che sappiamo dovrebbe, o è già partito, comunque dovrebbe partire a breve dall'Olanda in direzione Roma per fare le visite come sempre a Villa Stuart e poi, se tutto andrà bene, stasera dovrebbe essere a Cagliari. Queste sono le informazioni che abbiamo, vedremo, perché poi insomma, non abbiamo conferme contrarie a queste, ecco, diciamo così, rispetto a quelle che sono le informazioni in nostro possesso. Ne abbiamo provato un po' a descriverlo ieri, un altro colpo sotto traccia del Cagliari, che lo stava seguendo da mesi, un giocatore molto strutturato fisicamente, quasi 1,90, 1,89 per 83 kg, esterno destro, ambidestro, anche lui, cioè comunque Ecco. è destro di piede, ma Può giocare anche a sinistra. ma no, è bravo col sinistro anche, Okay, quindi okay. sa calciare anche col sinistro. È un giocatore che il Cagliari appunto ha individuato per il post palestra, come abbiamo scritto ieri. No, in prima squadra, per la prima squadra, giusto? Sì, prima squadra, assolutamente. Ambientamento. È un giocatore appunto che il Cagliari ha deciso di portare subito, così come al Barracin. Sono due giocatori, uno 2005 e l'altro 2006, che dovranno rappresentare il futuro del Cagliari. E la situazione di classifica, la situazione
tutto sommato serena fino a questo momento, ha permesso e ha convinto anche il Cagliari a puntare su giocatori futuribili da portare subito in Sardegna, con poi insomma, la logica di farlo ambientare con 6 mesi d'anticipo, mi viene da dire, no? Cioè, invece che lasciarlo in Olanda, lo porti, lo fai crescere, gli fai conoscere l'ambiente, la piazza, in una situazione di classifica, ripeto, tutto sommato tranquilla, e puoi aspettarlo senza avere fretta. Ecco, non è un giocatore pronto subito, è evidente, perché comunque è un giocatore che fin qui ha giocato soltanto in Serie B olandese e l'anno scorso in prestito al Bayer Leverkusen, ma nella squadra Under B, 19. insomma, diciamo così. Sì, esatto. Quindi, insomma, sono tutti elementi che vanno considerati, però, ripeto, è un giocatore di grande prospettiva, un giocatore di gamba, come vedete, no? È uno che torna spesso sul sinistro e non gli dispiace calciare verso la porta, e strutturalmente, fisicamente, come ho detto prima, ricorda Palestra. In Olanda lo hanno paragonato anche a Dumfries, perché fisicamente appunto un po' ci assomiglia. Lo stesso ruolo, anche lui in nazionale under 19, under 20 mi pare, dell'Olanda. Leggevo ieri, piano coi paragoni. I paragoni li hanno fatti in Olanda, non li abbiamo fatti noi, giusto per essere chiari, riportato i titoli e non entra dentro gli articoli, quindi però è sempre bello commentare così, senza farsi un'idea. Ripeto, ricorda Palestra, e l'obiettivo è quello di appunto prendere il posto di Palestra poi, una volta che l'Atalantino tornerà a Bergamo, perché insomma sappiamo che quello è un po' il destino. È un giocatore che nasce come quinto, quindi giocatore anche con propensione offensiva, ma in Germania, dove si allenava con la prima squadra del Bayer Leverkusen, che all'anno, vi ricordo, insomma, era allenata da un certo Xabi Alonso, che quest'anno non ha fatto benissimo con Real Madrid, ma in Germania ha fatto super bene. È un giocatore che appunto in Germania ha imparato anche un po' a difendere, mentre insomma adesso può giocare anche a 4. Per esempio le ultime partite vedevo che stava giocando a 4 nella linea di difesa come esterno adesso, anche se chiaramente la propensione a correre sulla fascia c'è. È un acquisto abbastanza in controtendenza con quello che è stato il passato recente del Cagliari, ma da Guido Angelozzi e dal suo team di scout ci si aspettava questo tipo di operazioni. Albarracin è stata la prima e questa è la seconda, quindi un Cagliari che punta su giovani promettenti, in questo caso esteri, ma anche dall'Italia, perché insomma ha preso il 2005 dell'Umezzane, difensore, Gallea, e poi ha preso Di Paolo, giocatore del Siracusa, 18enne alla destra, 4 gol in Serie C quest'anno in 18 presenze, quindi insomma sono la dimostrazione che il Cagliari guarda al domani. Esatto. E chiaramente la stagione fatta fin qui dalla squadra di Pisacane, mai, ricordiamolo, neanche una volta, neanche una giornata in zona retrocessione, chiaramente aiuta anche a poter programmare il futuro senza preoccuparsi più di tanto nel presente. Va bene, ma che poi proprio stile Angelozzi è stato portato proprio per questo, quindi esatto, il famoso progetto, esatto. Che è parsa da una squadra. Il primo è stato Rodriguez, classe 2005, che è stato integrato, abbiamo visto anche diverse gare dal primo minuto, insomma sembra questa la direzione. Per ora insomma ci sono solo conferme, però abbiamo il nostro primo ospite, lo facciamo entrare. Eccoci qua, ciao Alberto, ben trovato. Ciao ragazzi, buongiorno. Come stiamo? Verona parte molto bene.
Vabbè, partiamo almeno da quello, dai, insomma. Di questi tempi bisogna anche accontentarsi ogni tanto. Oddio, dal fondo della classifica mica tanto. Voi state Non aiuta. sicuramente. No, 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 moralmente il livello è sotto zero, direi. È un po' come il tempo, giornata bigia, brutta, nuvole cariche d'acqua che non promette nulla di buono, purtroppo. Ci Vai, sta, Luca. ci sta, ci sta. Voi state Allora, bene invece, altro che. diciamo Guarda che stiamo Luca, non lo bene, vedi? dai. Un giovanito di altri 15 anni tra una cosa e l'altra. Quindi. Ma guarda, è il merito del ciuffo, è per quello. Il ciuffetto, È il vero? ciuffo, beato lui. chiaro. Beato lui. Sono Beato lui. fortune. Alla grande. Albe, tu Dimmi. segui il Verona a casa a trasferta, insomma, lo segui sempre ovunque. E È sabato un- sarò nella e vostra sabato sarò splendida ovviamente a terra, Cagliari. vero? Esatto, Beh. esatto, infatti. Sarà la cosa più bella che vedrò, mi sa tanto. Però vabbè. Non diciamo niente. No, Non mettiamo le mani avanti. Facciamo in seri. Esatto. Ti dico, ne abbiamo parlato anche ieri al telefono. Nell'ultima gara il Verona, insomma, è stato un Verona diverso, nel senso che ha lottato poco, era anche passato. No, era passato in vantaggio, adesso non mi ricordo. No. Aveva pareggiato. No, ok, pareggiato ok. Sì. Però diciamo che il Verona è una squadra che ha sempre lottato negli anni. Ricordiamo che lo scorso anno grande mercato, acquisti, cessione, alla fine si è salvato. Quest'anno cessione di eccellenza con Giovane che è un nostro pupillo, l'abbiamo adottato in Fanta 131 da agosto praticamente. Ed è un Verona, vedendo anche Zanetti nella conferenza post partita, abbastanza affranto. Di solito Zanetti era sempre quello che lottava, diceva sì, ce la facciamo, quello e quell'altro. Nell'ultima intervista l'ho visto un po' così. Com'è la situazione ambientale sia nei confronti dell'allenatore sia della squadra, anche se ho visto ci sono almeno 170 veronesi, insomma, il seguito non manca mai, Albe. Sì, l'unica nota positiva in questo momento, Luca, perché il cuore giallo-blu pulsa e pulserà in eterno, al di là della categoria, con la speranza ovviamente di riuscire nell'ennesima impresa. L'abbiamo fatta l'anno scorso, l'abbiamo fatta l'altro anno, a parte gli anni con Juric e Tudor, gli altri, vuoi con Baroni, vuoi con Zanetti, vuoi prima con l'intermezzo Zaffaroni Bocchetti con lo spareggio con lo Spezia. Insomma, sono stati anni veramente molto molto difficili. Il cambio di proprietà, tutti si auguravano che questo fondo texano con sede in Texas, perché poi se andiamo a analizzare chi sono i vari componenti, di americano c'è gran poco. Detto ciò, ci si aspettava sicuramente un apporto maggiore, e ovviamente in sede di mercato con qualche dindino speso non negli ultimi giorni, anche perché adesso il Verona, ecco, una delle poche note positive, mi ripeto, oltre il pubblico, sarà il fatto che Verona-Cagliari, meglio Cagliari-Verona, sarà l'ultima partita finalmente col calcio a mercato aperto. Che anche questa cosa qui, sai, almeno capiremo su chi possiamo contare fino a maggio. Mancano ancora tantissime partite, il Verona è ancora in corsa, però è chiaro che dall'ultimo posto della classifica, occupato in coabitazione con il Pisa, la situazione si fa molto complicata. Tornando alla tua giusta analisi, Luca, con l'Udinese è arrivata una mazzata morale, anche perché l'Udinese, è vero che nel primo tempo siamo riusciti a tenerli un 1-1 all'intervallo che aveva dato un po' di speranze, poi ci siamo sciolti come neve al sole, non abbiamo avuto modo di reagire. Pensa che Zanoli ha fatto un Eurogol col crociato rotto perfino, cioè Sì, siamo anche incredibile. sfortunati, vero? Adesso non vogliamo appellarci alla sfortuna, che però è una componente come la fortuna fondamentale nella vita di tutti i giorni. Se andiamo a vedere, con l'Inter l'autogol di Frese, Nelson col Torino, Slotsager con l'Udinese che tocca di via il pallone quel che basta per mandare fuori causa Perilli. Non siamo molto molto fortunati. Se poi pensiamo alla partita d'andata contro di voi, mi viene da tirare giù a Rosario, perché stavamo vincendo a mani basse, e poi uno sciagurato ingresso in campo vi ha permesso, con merito vostro, poi di portarvi a casa un ottimo punto, questo 2-2 però che ha lasciato tanta amarezza, perché lì la partita si era incanalata a nostro favore, come ricorderai, visto che eri Sì. presente al Bentegodi, doveva essere
una partita da +3 per il Verona, invece è diventato un +1. Ma ce ne sono di episodi, a Napoli di recente vincevamo 2-0 fine primo tempo, siamo andati a pareggiare 2-2, per carità, campioni d'Italia in carica, giocare al Maradona, ragazzi, sapete benissimo cosa vuole dire, però anche lì un'uscita sciagurata del portiere, Montipò, che peraltro a Cagliari ci saranno nuovamente Perilli per la terza partita consecutiva, e capite bene che a livello morale sono cose che ammazzano un toro. Poi questo inquadrato, questo brasiliano giovane arrivato a parametro zero, appena la società ha avuto modo di monetizzare, l'ha ceduto a gennaio, fatalità il Napoli, che poi tutti hanno scritto giustamente 20 milioni. Sì, però piano, sono 2 più 18, cambia molto. Esatto. Non è Sì. che nelle casse del Verona sono entrati 20 milioni, diamine, ne sono entrati 2, e poi nei prossimi esercizi, perché è tutto giocato e ruota intorno ai bilanci, perché ormai il calcio è anche questo, non ci sono più i magnati di un tempo. Cito solo l'ultimo, il Massimo Moratti, che elargisce miliardi di lire o di euro, del vecchio conio, e porta qua fior fior di quattrini e di giocatori. Quindi il calcio è cambiato anche da questo punto di vista. Sta di fatto che il Verona ad oggi, 29 gennaio, controllo perché se non si sa mai che sbaglio la data, che sono troppo indietro, troppo avanti, no, battuta a parte, 29 gennaio il Verona ha fatto solo 3 acquisti, 3 parametri zero, è arrivato un portiere che mi dicono che faccia fatica a giocare perfino in primavera, infatti non è mai stato neanche convocato, ovvero Borghi, un 2007, che arriva dal Corinthians, e anche lì penso che sia quei favori che si fanno, fatalità, giovane, arriva dal Corinthians, Sì. e quindi sai, diciamo un pacchetto, ecco, diciamo così, con l'augurio ovviamente che il ragazzo riesca a entrare quanto prima nelle dinamiche del calcio italiano, che non è certo quello brasiliano. È arrivato poi sempre un brasiliano, Isaac, che ha fatto il suo esordio contro l'Udinese, un attaccante che però non è certo quello che serve al Verona in questo momento, e poi è arrivato questo Lirola, che De Zerbi a Marsiglia l'ha utilizzato 32 minuti in questo campionato, qui la dice lunga anche sulla sua condizione psicofisica. Zanetti, poverino, è stato obbligato a mandarlo in campo subito in quel di Cremona, dopo 10 minuti sembrava che avesse già chiesto il cambio, perché appunto non essendo stato utilizzato aveva le gambe dure, penso come se noi tre ci mettiamo a fare una corsa dello stadio a ritmi forsennati, quindi per Confermo. cui insomma ragazzi, anche l'ultima partita mi dicono che abbia giocato le infiltrazioni, non è certo quello che la piazza di Verona si aspettava da questa proprietà, da questo direttore sportivo, che comunque vi ricordo il direttore sportivo che tanti giocatori interessanti ha portato, indiscusso, ma ha speso anche dei soldi per giocatori come Sean Sogliano, che, perdon, Sean Sogliano, perché stavo leggendo il vostro messaggio, Sì, volevo sì, sì, dire, sì. volevo dire Sarr, 5 milioni quasi spesi per un giocatore che secondo me Pisacane forse se lo porta in panchina, con tutto rispetto, vero? Attenzione, io parlo di calcio giocato, di quello che si è visto in campo. Il vostro telespettatore chiedeva appunto di Sogliano se rimarrà. Bisogna sempre vedere se gli permetteranno di lavorare come lui vuole, con chi lui vuole. Adesso si è fatto affiancare da un personaggio che a Verona conosciamo già come Massimiliano Di Brogni, che era l'ex segretario arrivato nella prima annata, quindi 2013, con Maurizio Setti presidente. Dopo è andato via, è andato a Salerno, ha chiuso la parentesi non felicemente in quella della Salernitana. Adesso è tornato a Verona e affiancherà appunto Son Sciogliano. Non è certo quella figura che in questo momento si aspettava il tifoso, si aspettava Di Brogni attaccante, no Di Brogni braccio destro di Sogliano. Con tutto rispetto sempre per Di Brogni, perché sia chiaro, io faccio le battute, però ragazzi capiamoci, siamo ultimi in classifica, abbiamo 14 punti, non vinciamo neanche se spingiamo la palla dentro con le mani, insomma la situazione è davvero molto molto complicata, a differenza vostra che voi venite da 2 splendide vittorie. Non vi dico quello che vi auguro per sabato sera, però è chiaro che voi state sia a livello mentale soprattutto, ma anche fisico, perché voi mi insegnate che se la testa sta bene, poi è più facile che girino molto meglio anche le gambe. Poi avete dei giocatori di indiscusso valore, avete un portiere peraltro veronese come Elia Esatto. Caprile, che secondo me
è veramente uno dei portieri più forti nel panorama italiano, assistito da un ex portiere del Verona come Graziano Battistini, che conosco molto molto bene. Quindi, ragazzi miei, dopo avete collegato il grande Vittorio Pusceddu, che Sì, leggo sì. Yes. grandissimo, salutatemelo tanto, il Push, che qua ha fatto grandissime cose. Ecco, e poi viene l'aspetto primordiale, ovvero gli uomini. Perché poi voi mi insegnate che davanti alle difficoltà emerge anche l'umanità, chi ha gli attributi. Qualcuno si è già tirato indietro, Nunez ha deciso di salutare e andare a Valencia, c'è chi dice per colpa di Zanetti, a me risulta invece che abbia litigato con Sogliano. Sta di fatto che Nunez, che Infatti. secondo me era il giocatore più interessante che avevamo dietro, perché Nelson non sta Tra l'altro si era facendo fatto così male bene all'andata, giusto? alla spalla, Sì, bravissimo. dopo, infatti Dopo ricordo. pochi minuti anche. Sì, sì. Sì, sì, cadette male sulla spalla. Insomma, situazione anche lì che la dice lunga sul momento. Poi la società, anche il messaggio che ha lanciato, chi vuole restare resti, chi vuole andare via vada. Boh, io questo discorso qua l'avrei fatto più nello spogliatoio e dopo avrei detto Tizio, Caio e Sempronio hanno deciso di andare via. C'è anche il messaggio che è arrivato lo stesso Zanetti che non fa più un prepartita. Cioè io Zanetti lo vedrò a Cagliari, vero? Di sicuro non farà il prepartita neanche sto giro, se non sbaglio è la quinta partita consecutiva, allenamenti blindati a porte chiuse, che anche lì, boh, trovano il tempo che trovano, perché poi se andiamo a vedere il calcio che vediamo sul terreno, sul nostro manto erboso, che tutti noi amiamo, non è certo questo calcio spumeggiante, stile ieri sera, che mi stropiccio ancora gli occhi, Esatto. né vedere il Napoli ieri col Chelsea, che hanno fatto una partita, ragazzi, da PlayStation, vero? Cioè, e qua inquadrato invece abbiamo un giocatore, Orban, pensate, ha fatto 7 gol, sarà sicuramente Il l'osservato prossimo. speciale. No, Comunque sì, a gennaio rimane, sì. Cioè, questa ma sessione me lo dovrebbe auguro, rimanere. Luca, che cavoli, Se vengo devi a nuoto anche a Orban, Cagliari, vero? ragazzi, No, cioè, se diamine, devi vabbè. anche Orban, cioè, Vendiamo anche le Succede. veramente, maglie, a questo punto giochiamo in appunto, canottiera, cioè, va bene, dai. esatto, cioè, Va bene, credo che dai. sia una cosa E pensate che comunque questo sarebbe ragazzo qua, folle. ma più che folle, e mi fermo qui perché siamo in diretta, e io vi dico solo ragazzi che questo ragazzino qua, secondo me, è perché non ha ancora la testa da calciatore, nel senso che è troppo discontinuo, ma ha fatto 7 gol. Questo qui Infatti, da fantacalcio, altro che sì. giovane. Ecco, giovane, poi tornando a giovane, e non vi voglio tediare con il nostro mercato, che sono più notizie negative che positive, ma giovane, pensate che 20 milioni, ma glielo porto io a Napoli, nel senso, se andiamo a vedere, a parte la formula di come arriveranno i soldi, che quello è un altro discorso, ma se andiamo a vedere i numeri di giovane, non è che abbia fatto questo prima parte di campionato da dire, oh mio Dio, abbiamo Maradona in casa, tac, Certo. arriva una squadra, una società più forte economicamente come il Napoli, ce lo soffia via, ci sta. Io vi ricordo che col Parma, buona parte della partita, della sconfitta, ce l'ha sul groppone questo ragazzino Mamma qua, mia, quel con questo retropassaggio retropassaggio. clamoroso. Ma guarda che se me lo fai tu in un campetto parrocchiale, io ti rincorro, ti prendo a calci nel sedere finché non vai negli spogliatoi, vero? Cioè, quindi È vero. è un'operazione che dal punto di vista economica, Ci sta. chapeau. Poi per come arriveranno i soldi, vabbè, lì è un paio di maniche. Fra? No, la domanda è effettivamente relativa al discorso anche della gestione generale un po' di questa stagione, nel senso che il Verona ha delle squadre là sotto, ma non perché ci sei tu, cioè chi ci segue lo sa che lo stiamo dicendo già da tempo, per certi versi non si capisce come sia possibile che sia così in basso. Tu hai citato la partita d'andata, ma hai citato anche quella contro il Napoli. Io ti potrei dire quella contro la Cremonese, che se fosse finita 0-3, credo che nessuno avrebbe Sempre avuto... l'andata, certo, certo, no, anche il ritorno, d'accordo. anche quella di Allo Zini, qualche no, giorno lì fa. allo Zini no, ti dico, secondo me quella dell'andata grida vendetta anche quella, perché è stato un pareggio a reti Eh. inviolate, scandaloso, dove il Verona in quel caso ha sbattuto contro il portiere ospite, che era una saracinesca, di conseguenza siamo stati veramente molto Anche, sfortunati. anche allo Zini, però, Audero ci ha messo del suo, cioè in in Audero un paio di è, signori, è un situazioni. altro portiere, secondo me, che per una squadra che si deve salvare è tantissima roba, fuori di dubbio. È un Però valore dico, aggiunto. cioè, effettivamente è una squadra che ha alcuni giocatori
molto interessanti. Tu hai citato Orban, io dico anche Bernede, Serdar che non c'è Belgali, sempre, Belgali, quello è Belgali, insomma, forte. comunque ci sono alcuni elementi molto interessanti. Il problema è che quello che sembra da fuori, e infatti la domanda che ti faccio è questa, che è la stessa cosa che avevo notato l'anno scorso al Bentegodi, nello 0-2 firmato Pavoletti De Iola, è la scarsa forza mentale di questa squadra. Cioè mi sembra che nel momento in cui le cose un minimo si complicano, la squadra molla, non Vero? ce la fa. Cioè proprio non regge la pressione del riprovare a rimettersi in partita. Ecco, tu che li vedi sempre, effettivamente è una lettura corretta? Correttissima, assolutamente mi trovi d'accordo. Qua caratterialmente siamo purtroppo deboli. Siamo deboli, la qualità non manca perché poi se andiamo ad analizzare giustamente come avete detto voi singoli, cavoli, la squadra c'è per ottenere l'obiettivo. Però la prima difficoltà ci sciogliamo come neve al sole. Purtroppo è capitato troppe volte. È vero anche che nel momento in cui tu crei e poi ti trovi il palo e l'autogol, insomma situazioni difficili da gestire a livello mentale, tu non hai la forza per appunto reagire, ecco che ti trovi ultimo in classifica, perché la verità è anche questa. Poi c'è anche da dire che gli altri anni Verona ha sempre avuto, l'Hellas ha sempre avuto quel fattore C, che non è la categoria, che ragazzi miei, ribadisco, è basilare, Fondamentale, sì, sì. basilare, cioè pensate l'anno che abbiamo fatto lo spareggio, abbiamo recuperato 9 punti dallo Spezia, ragazzi, cioè, e loro poi fecero, secondo me, la sciagurata scelta di mandare via Gotti, di prendere Semplici, per fortuna, aggiungo, ovviamente a favore del Verona, e noi recuperammo 9 punti, andammo a Reggio Emilia a fare lo spareggio, e nonostante l'espulsione di Faraoni, il rigore contro, il rigore parato, insomma, situazioni che potevano dire, ecco ragazzi, ok, siete arrivati qua, però comunque dovete andare giù. No, lì i famosi attributi sono emersi, perché qualitativamente, pardon, la squadra, secondo me, questa è superiore di quella che fu allo spareggio. E poi è chiaro che se tu hai in norma un giocatore che ha fatto 7 gol, ma tu predichi un calcio con palla lunga per la spizzata di testa per uno che è alto come un ex, che faccio la battuta, come Andrea Cossu, capisci bene che ragazzi miei, non è secondo me la politica giusta. Esatto. Cioè, è come se mi mettete a me a fare il pivot sotto canestro, sono 1,80, non sono 2 metri, vero? Posso avere lo stacco migliore del pianeta Terra, ma rimango un tartarino rispetto a tanti altri. Ti chiedo, Albe, sul discorso, la salvezza quest'anno è un po' diversa rispetto agli altri anni. Di solito c'era sempre una squadra che comunque, meno male, vabbè, questa squadra arriverà ultima, rimangono 2 Sì, slot. sì, Quest'anno sì, sì. invece è un po' più ampia la situazione. Tra l'altro c'è anche una squadra come la Fiorentina, ma anche come il Torino, perché comunque bisogna mettere in conto anche il Torino, due squadre che sono, diciamo lì, non dico per caso, però sicuramente le aspettative non erano queste. E tra l'altro c'è una situazione dove le squadre piccole fanno più punti, tra virgolette, con le squadre grandi rispetto agli scontri diretti. Questo, ad esempio, è successo al Cagliari diverse volte. Alla luce di questo, alla luce del fatto che è cambiata la società, quindi di solito il Verona cedeva e acquistava, quest'anno bisogna vedere. C'è poi il discorso della porta, perché io non... Cosa è successo Mamma, con Montipò? mamma, Cioè, dal mamma. nulla, capitano, tra l'altro, ma è successo sicuramente qualcosa. Purtroppo c'è stata un'involuzione. Io Lorenzo lo ritengo un portiere più che adatto per la categoria e per una squadra come l'Hellas Verona che si deve salvare. Tra parentesi, Caprile, se mi dite facciamo il cambio, lo faccio subito. E beh, Però, certo, ci credo. però, Ci però, credo. facile, vero? Però, io in Lorenzo quest'anno ho visto purtroppo una gravissima involuzione che ha portato Zanetti a una scelta obbligata. L'anno scorso c'era stata una cosa similare, andammo a Lecce e a sorpresa giocò Perilli e Zanetti a mia esplicita domanda mi rispose: guarda, io ho deciso di mandare in campo Perilli per svegliare Lorenzo. Dalla partita successiva Lorenzo tornò il Montipò che tanto abbiamo apprezzato.
E qua però ti dico, secondo me, torniamo al discorso mentale, lui non si è mai sentito ben voluto. E qua la gente non ha molta stima di Montipò. Perilli ha fatto il suo, a Cremona va bene, gli hanno tirato in porta mezza volta. Con l'Udinese ha preso i gol che ha preso, però due li ha salvati, perché ha fatto due discrete parate sul primo palo, e a Cagliari 99,9% periodico, Zanetti gli darà nuovamente fiducia a Perilli, un portiere che portò qua a Marocco, che voi conoscete molto bene, che era il 12° a Brescia, non ha mai fatto la Serie A, se non vista in televisione come me e come voi, e poi si è trovato catapultato e lui caratterialmente invece sta dando delle risposte che Zanetti richiede in questo momento. Quindi a Cagliari Simone Perilli sarà confermato e Lorenzo Montipò si accomoderà ancora in panchina. E piano, fino a lunedì, attenzione, perché secondo me potrebbe arrivare anche un portiere. Ok. Quindi potrebbe essere. E alla luce di questo ti dico, ma chi recupera? A questo punto ti chiedo anche la probabile 11, perché ho letto che Eh, Akpak Pro dovrebbe ritornare disponibile. Dovrebbe, poi Dovrebbe, ieri mi hanno condizionale. detto condizionale d'obbligo, bravissimo, poi ieri fatalità, faccio le mie verifiche del caso perché appunto con gli allenamenti a porte chiuse capite bene che bisogna scervellarsi e cercare le notizie da varie fonti, pare che non sia ancora in una condizione così ottimale, cioè se va in panchina ACPA è già un qualcosa di positivo. Calcolate che il ragazzo è da 10 partite, l'ultima l'ha fatta col Parma, poi c'è questo problema che anche lì, dal punto di vista comunicativo, facciamo deduzioni perché non è stato comunicato alla febbre, alla tonsillite, alla caviglia, al ginocchio. Sappiamo indicativamente che ha un problema alla caviglia, resta il fatto che ha già saltato 10 partite. Ah, Capite bene che 10 partite diamine sono notevoli. Giochiamo la 23esima la prossima, vero? sì, sì, Quindi 23esimo. ha giocato veramente coi contagocce. E Mosquera è un punto di domanda, anche perché potrebbe essere anche in uscita. Dovrebbero recuperare Frese e Valentini. Belgali è tornato, che anche lì Aveva un mi viene problema da... alla caviglia dalla Coppa Sì, ma mi d'Africa. viene da sorridere, ma mi viene da sorridere, ragazzi miei. Cioè, io l'ho vista la partita, io l'ho visto sempre sulle sue gambe. Dopo fatalità è stato squalificato 4 giornate, 2 sospese, perché lui e il figlio di Zidane si sono dati negli spogliatoi, nel tunnel, dopo la sconfitta con la Nigeria. Mi viene il dubbio anche che a questo punto magari questo infortunio sia dovuto a qualcos'altro. Resta il fatto che lui è preso andato in Belgio, la società gli ha dato l'ok per andare in Belgio a curarsi, anche lì, boh, mi viene un attimo, cioè non abbiamo qua dei centri abilitati per svolgere degli esercizi idonei per il Ma poi a reintegro. Verona la Diamine, sanità, insomma, grazie a Dio, siamo insomma, bravissimo, è una delle c'è poche cose che un'eccellenza in possiamo Italia, vantare, quindi però no. vabbè, anche lì sono scelte perché magari dopo, sai, il ragazzo in Belgio ha il suo fisioterapista di fiducia e la società gli ha detto prendi, vai. Sta di fatto che è tornato, vediamo se sabato salirà sul charter e sarà a disposizione di Zanetti, ma anche lì lo scopriremo venerdì sera nel tardo pomeriggio quando verranno comunicati i convocati. Vediamo poi se adesso chiudiamo qualcosa in queste ore, perché torniamo al discorso di prima, sono le ultime ore di calciomercato, ragazzi miei, qua qualcosa deve muoversi. Io mi aspetto 4 giocatori. Si parla di questo Kulenovic, questo attaccante della Dinamo Zagabria. Il giocatore a me risulta che abbia dato già il suo benestare e la formula dovrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, che anche lì mi fa un po' sorridere che la società della Dinamo accetti questa formula, vista la situazione del Verona, però ben venga, perché se ci credono loro, cavoli, dobbiamo crederci anche noi ancora di più, vero? Evidentemente non hanno bisogno di soldi, Albe. Mi viene da Bravo, dire. bravo, I diciamo soldi così. No? freschi. Bravo, bravo, si vede che stanno meglio di noi, li facciamo un po' tenerezza, vabbè dai, provateci che magari anzi dopo ce lo ridate e il ragazzo vale ancora di più, però sempre battuta a parte, io mi aspetto almeno un rinforzo in difesa, mi aspetto un attaccante se non due e vediamo anche al centrocampo perché non mi stupirei che Musrati che è uno dei più pagati e ha fatto poco barra niente rientri a Besiktas. Quindi
È una situazione molto molto complicata, ma soprattutto è complicata per Zanetti, che ha di sicuro le sue colpe, come gli ho detto, perché di sicuro anche lui ci ha messo purtroppo tanto del suo, però è anche costretto a lavorare in una situazione non Borderline, certo, borderline, mettiamola così. è molto 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 difficile. Allora, prima di salutarti, facciamo entrare il prossimo ospite, così vi salutate. Oh, grande, volentieri. Eccoci qua. Ciao Vittorio, ben trovato. Ciao a tutti, buona Ciao Eccoci. giornata. Vittorio. Salve, Grande Vito, ciao come Pusce. stai? Verona parte molto bene. Anche io. Non posso dire del Cagliari perché insomma noi siamo Bella diamine. Beh, abbastanza messi bene. In questo momento con due puoi partite dirlo. vinte di seguito ci hanno tirato un po' fuori dai casini, diciamo, dai. E come le avete vinte anche, perché dopo tu mi insegni da grande ex, doppio ex, che c'è modo e modo di vincerle. Il Cagliari le ha vinte convincendo anche. E insomma, diciamo che con la Juventus 80% di possesso palla, un tiro in porta in tutta la partita e una vittoria così non se l'aspettava nessuno, però ben venga. A Firenze sicuramente un po' più difficile, anche perché giocando fuori casa, una diretta concorrente fino a quel punto per la salvezza. Io mi aspettavo una Fiorentina un po' più arrembante, un po' più cattiva, un po' più determinata, cosa che invece fino a 5 minuti prima del gol che il Cagliari ha subito si è vista poca Fiorentina e molto Cagliari. Poi dopo che ha fatto il 2-1, un po' venuta fuori la Fiorentina, ma ho detto non mi è sembrata quella cattiveria giusta che poteva permettere a Fiorentina di portare qualche punticino a casa. E il Verona mi dispiace tantissimo che sia creata questa situazione, però credo che purtroppo sia un fatto dovuto alle varie cessioni ogni anno che il presidente precedente ha sempre fatto, non ha mai tenuto una formazione se non cambiando poi in corso un sacco di giocatori che però sai a volte può andare bene, molte volte è andata bene, purtroppo quest'anno mi sembra che non abbia ancora avuto dei frutti che si aspettava e mi dispiace dirlo, credo che sia una delle candidate, purtroppo mi dispiace tantissimo alla retrocessione. Mi dispiace, mi auguro che non lo sia e che non sia così, però la vedo dura. Come hai detto tu prima, ti ho sentito, siamo in pratica alla 23esima giornata, ne mancano 16, quindi conta che la terzultima, insomma, siamo 17-18, le altre 23 punti sono troppi per sperare con la Fiorentina, e con la Fiorentina voglio dire che insomma credo che il valore Outsider. sia nettamente superiore a tutte le altre. Analisi più che giusta, guarda, mi piange il cuore, ma anch'io ho pochissime speranze, anche perché, caro Push, il Verona è andato a Cremona, aveva 6 scontri salvezza consecutivi. 2 li ha sbagliati, perché anche a Cremona dovevi portare a casa l'intera posta in palio. Con l'Udinese sappiamo benissimo com'è andata, adesso va a Cagliari, dopo c'è il Parma, dopo c'è il Sassuolo. Rischiamo veramente a febbraio di essere già in Serie B. Mi piange il cuore, ripeto, a dirlo, però i numeri parlano chiaro. Certo che tutti questi scontri diretti, perché si possono chiamare scontri diretti a tutti gli effetti, se non dovesse portare a casa dei punti importanti, allora come dici tu, nelle prossime 4 partite si vedrà il futuro del Verona, ma credo, ripeto, che questi scontri siano duri da affrontare, soprattutto per quello che sta facendo vedere in questo momento il Verona. Mi sembra che, da come ho visto io, l'unico giocatore un pochettino che sta facendo, cerca perlomeno, è questo Orban, che potrebbe mettere in difficoltà un po' le difese, ma è troppo poco per sperare in una salvezza così difficile per il punteggio che in questo momento il Verona ha. Ascolta, sabato portati gli scarpini all'Unipol, perché sull'esterno siamo un po' corti. E Ma secondo me... Serve un esterno a sinistra. Me l'ha già chiesto anche Giulini. Come facciamo? Vittorio, un tardi. tempo con uno e un tempo con l'altro. Esatto. Così Da doppio non ex ci senti sta, nessuno. Allora Alberto, lo sai che il cuore è rosso-blu, lo sai, Vabbè, però per giusto. il bene che voglio al Verona lo farei un tempo con uno e un tempo con l'altra, però il È un mio grande. cuore, Vedi? lo sapete, l'ho sempre detto, Oh. tutti lo sanno, qualsiasi squadra dove ho giocato io sono
tifoso del Cagliari, lo sono sempre stato, perciò il Verona è la seconda squadra che io ammiro, che voglio veramente molto bene, perché ho vissuto una vita a Verona e quindi mi auguro che vada bene a fine campionato, che il Cagliari e il Verona siano salve, Fiorentina pure, perché è una squadra che voglio molto bene, e che siano altre squadre, adesso non faccio i nomi, che retrocedano. E dopo questa possiamo salutarti, Albe. Grazie, grazie davvero. Ci vediamo Ciao sabato. Alberto, Ci saluta sentiamo. Verona, saluta a tutti Ok. gli amici. Sarà fatto, grande Pusce. Luca, Ciao, ci ciao. Un vediamo. abbraccio. Ci vediamo Un sabato. abbraccione. Grazie ragazzi. Ciao, Buona Albe. giornata, grazie, Ciao. buon Ciao. lavoro. Ciao, Ciao, ciao a Albe. voi. Ciao, 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 ciao. Eccoci qua. Vittorio, grazie mille per averci dato il nostro invito. Insomma, siamo già entrati in clima Cagliari-Verona, però io prima di chiederti sul discorso Verona, ritorniamo un po' a queste due vittorie da parte del Cagliari, due vittorie diverse. Come hai detto bene tu, con la Juve l'unico tiro in porta ha portato i 3 punti, contro la Fiorentina, insomma, si è visto un Cagliari aggressivo, una Fiorentina sottotono, però comunque sono due vittorie che portano 6 punti, che portano tanto ossigeno. Però ora c'è l'esame di maturità col Verona in casa. E questo un po'. Sappiamo che storicamente, insomma, il Cagliari quando deve fare quel passettino ha sempre qualche limite. Speriamo, insomma, che sabato il Cagliari possa prendere questi 3 punti. Perché comunque è in grado assolutamente di vincere la sfida contro il Verona, Vito. Ma sai, credo di sì, credo che, come hai detto tu, queste due vittorie ultime che ha fatto con la Juventus, forse è venuta, nessuno si aspettava per l'andamento della partita, per come ha giocato la Juventus, soprattutto non per come ha giocato il Cagliari, perché il Cagliari purtroppo con una Juventus così in forma, e si vede anche col Napoli 3-0 a favore della Juventus, era difficile, insomma, sperare e pensare di portare via dei punti. Invece il Cagliari, con un tiro in porta di Mazzitelli su una punizione credo nemmeno giusta, sbagliata, è riuscito a trovare questo gol, chiamiamolo bello e fortunoso, però l'importante è che poi il Cagliari abbia vinto questa partita. Con la Fiorentina invece è stata una partita secondo me giocata bene da parte del Cagliari fino a 5 minuti prima di prendere il gol, il 2-1 della Fiorentina. Poi in contropiede è riuscito a sfruttare le varie occasioni che gli sono capitate, 2, la terza forse si aspettava qualcosina in più, se non ci metteva il piedino un giocatore della Fiorentina, che poi ha buttato la palla in calcio d'angolo. Però tutto sommato credo che il risultato sia più che giusto, che il Cagliari non abbia rubato niente e che il risultato sia giusto. Una Fiorentina sottotono per quello che è in questo momento, per quello che era la partita, la fase fondamentale di quella partita. C'era uno scontro diretto fino a quel punto lì, e ho visto una Fiorentina, almeno in quella partita, l'avevo visto meglio in altre occasioni, e in quella sottotono. Meglio per il Cagliari, mi dispiace per la Fiorentina, ripeto, perché è una delle squadre dove ho giocato e che con i tifosi ho un bellissimo rapporto, e mi auguro, credo che il valore della Fiorentina, la rosa e la società che ha la Fiorentina, credo che alla fine del campionato non sarà una di quelle che purtroppo retrocederà. No, purtroppo per le altre parlo, per la Fiorentina sono contento, mi spiace, ripeto, per il Verona, ma la vedo molto dura la classifica, 14 punti, le prime due sono una 17 e una 18, le altre sono a 23, insomma sono troppi punti, sono 9 punti da quelle che hanno 23 punti, quindi anche comprando dei giocatori che possono anche fare la differenza, con gli scontri diretti che ci sono sarà difficile che il Verona si possa salvare. Mi auguro di sì. Fra? Sono un paio di domande per Vittorio, magari facciamoli prima qualche domanda dai nostri utenti, poi Ok, io voglio allora. fare qualche domanda di mercato. Allora, c'è prima sul discorso di un tempo col Verona, un tempo col Cagliari, basta che nel tempo che fai con noi ci faccia 2 assist, quindi. Io avrei detto 2 gol, però vabbè. Vabbè, ci sta. Qua magari una punizione, un calcio d'angolo. Infatti, Nicola dice: grandissimo Vittorio, che bei ricordi i gol da calcio d'angolo. E poi Sebastiano dice: ciao Vittorio, carissimi saluti. Come collezionista Cagliari ho una bella maglia tua, sarebbe un onore fartela firmare.
un caro saluto a tutti. E invece Nicola chiede: Vittorio, chi preferisci a sinistra tra Idrissi e Obert? Guarda, Tosta. è una domanda difficile da rispondere questa. Allora, se dovessi dire la verità, preferisco Idrissi perché mi sembra che sia un giocatore forse più completo, però in questo momento Obert forse c'ha dalla sua ancora l'esperienza che ha maturato in questi tanti anni che sta giocando, e forse in questo momento Obert mi sembra quello che riesca a coprire meglio la fascia, però Idrissi lo vedo nel futuro proiettato a giocare titolare. Sono due giocatori che secondo me stanno esprimendo poco fino adesso il loro vero reale valore, e quindi mi auguro che diano, che capiscano perché mancano ancora 16 partite. In queste 16 partite quello che possono dare, che è ancora secondo me nascosto nelle loro corde, quindi mi auguro che questo lo capiscano, perché sai, per il Cagliari potrebbe essere due giocatori importanti e fondamentali per il proseguo del campionato, anche se devo dire la verità stanno facendo molto bene. Mi dispiace per Felici perché lo reputavo un giocatore che poteva giocare anche titolare, per l'infortunio che ha avuto mi dispiace molto, perché ogni volta che l'ho visto giocare a me è un giocatore che piace moltissimo, c'è una facilità di corsa, arriva spesso al cross, arriva spesso anche al tiro in porta e a fare gol. Peccato per l'infortunio che purtroppo lo terrà lontano dai campi di gioco, soprattutto per quest'anno, e poi il prossimo anno vediamo quando riuscirà a recuperare. Ti saluta nel frattempo Roberto Carau che conferma, Grande Roby. ragazzi, Ciao Vittorio Roby, calcio d'angolo, grazie segna dei ancora, saluti. Comunque sono volevo dire testimone al ragazzo oculare che del voleva campo. firmare la maglietta, se viene a Sì. Bugirro gliela firmiamo, tanto Esatto. Bugirro è talmente piccola che dove gira l'angolo ci trova, siamo tutti lì raggruppati a Bugirro. Tutti in attesa di un autografo Sì, e anche sulla liberti una maglietta. birra magari un'infinita, c'è da Certo. fare Esatto. sponsor, giusto perché siamo Certo. sardi. Certo, ci sta. No, volevo chiedere a Vittorio, spostandoci un po' dal campo al mercato, visto che insomma lunedì chiude la finestra invernale, ti convince fin qui quello che ha fatto il Cagliari, sia in entrata che in uscita? Ma guarda, devo dirti la verità, io credo che gli acquisti che ha fatto non siano fondamentali per il proseguo del campionato, nel senso che non ha aggiunto granché di importante. Adesso sono un ragazzo giovane, la punta mi sembra, se non ho capito male, sembra che sia un buon giocatore, ma di sicuro, come ha fatto con il turco, ha aspettato prima di inserirlo in campo quasi metà campionato, poi dopo l'ha fatto giocare, ha fatto 2 gol importanti, ha avuto delle occasioni anche domenica con la Fiorentina, una l'ha sfruttata e una poteva essere un po' più cattivo e magari poteva fare anche quasi la doppietta, però credo che in questo momento il Cagliari non abbia bisogno di altri innesti, perché sta facendo con la formazione che ha tra virgolette bene in alcune partite, male in altre, ma quello che secondo me deve rinforzare magari non quest'anno, per il prossimo anno, è la fase difensiva. Io credo che un giocatore, un centrale di destra potrebbe essere importante per questo Cagliari, sapendo anche le condizioni di Mina, che purtroppo ha sempre dei problemi fisici, e quindi secondo me bisognerebbe affiancargli un giocatore che all'occorrenza o che giochi anche titolare, che possa aiutarlo e che possa fare la differenza. Luperto mi sembra un giocatore esperto, stanno facendo abbastanza bene, anche se in alcune circostanze purtroppo si dimenticano l'uomo dentro l'area e ogni volta subiamo il gol, però chi si aspettava un Cagliari a 25 punti con la possibilità domenica uno scontro diretto di arrivare a 28, e non voglio dire tocchiamo ferro, quasi chiusa la zona retrocessione, perché a 28 punti, mancando 15 partite, sarebbe proprio un delitto non riuscire a fare 8, 7, 8, 9 punti in 15 partite. Quindi credo che se si dovesse vincere lo scontro diretto di sabato,
con il Verona, il Cagliari si potrebbe anche ritenere quasi salvo, però non bisogna mai mollare e quindi bisogna sempre stare attenti. Assolutamente sì. Vai Luca. Ma io ti chiedo proprio sulla sfida del Verona, perché comunque sembra tutto Intanto scusami, apparecchiato. priorità. Ti saluta il nostro Roberto Pinna, Vittorio, che ti chiede i Ecco, tuoi ok. 5 cappuccini più cappuccini. buoni che hai mai bevuto. Questo è un aneddoto, perché dovete sapere che Vittorio Puccetti non beve caffè, ma solo cappuccino. E Bravo, quindi giustissimo. questo è esatto. Quindi Io questo per chi sono dal 91 che non bevo un caffè liscio, diciamo, solo caffè, normale. perché purtroppo giocavo a Napoli, ne bevevo 10-12 al giorno ed erano il caffè, devo dire la verità, il più buono che io abbia mai bevuto in vita mia, perché a Napoli veramente il caffè lo fanno che è uno spettacolo. E poi ho cominciato a sentire un po' di problemi allo stomaco, ho detto deve essere il caffè, già ero nervoso per i fatti che succedevano a Napoli, in più con tutti questi caffè, allora dal giorno ho deciso che io non dovessi bere più un caffè, quindi così è stato, e bevo molti cappuccini ma niente caffè, Esatto, Pochissimo. questo proprio nel può latte. anche per spiegare un po' la genesi. Luca, vai con la domanda seria. Stavo pensando appunto sul discorso del Verona sabato, sembra una parità apparecchiata, nel senso che il Cagliari va da 2 vittorie, il Verona è in crisi, ha perso nettamente la sfida contro l'Udinese, però, più volte il Cagliari ha fallito queste situazioni e anche quest'anno con le dirette concorrenti, insomma, ha fatto un po' di fatica. Quale può essere l'insidia di questa gara, Vito? Il Verona deve Ma vincere, altrimenti è praticamente chiusa la lotta, la sua permanenza in Serie A, perché rimarrebbe a 14, il Cagliari a 28, il doppio praticamente, esattamente. Ma sai, la chiave potrebbe essere la determinazione, la voglia che mettono in campo i giocatori del Cagliari e quelli del Verona, perché purtroppo molte volte gli stimoli, anche se questa è una partita che non bisognerebbe avere degli stimoli particolari, quando uno entra in campo e sa che è una partita fondamentale per la salvezza, non dovrebbe guardare con chi gioca o contro chi non gioca. Capita il Verona, una squadra candidata purtroppo come il Cagliari a lottare per la salvezza, è uno scontro diretto, quindi io credo che le motivazioni vengano da sole. È come affrontare una Juventus o come affrontare un Inter, che si dice di solito quando si incontrano le grandi, la determinazione, la cattiveria, la voglia di dimostrare fanno la differenza, e questa deve essere una di quelle partite. Appunto, potrebbe essere che il Cagliari la prenda sotto gamba, ma non credo, e mi auguro di no, anche perché sanno del reale valore di questa partita, e quindi il Cagliari potrebbe avere anche 2 risultati a favore, magari un pareggio e la vittoria, invece che il Verona ha soltanto un risultato, vincere, e quindi potrebbe agire come ha fatto con la Fiorentina, a molte volte in contropiede del Cagliari, anche se gioca in casa, e sfruttare quelle occasioni che la Fiorentina, che il Verona gli darà, le opportunità che il Verona gli darà. Quindi credo che questo potrebbe essere la chiave della lettura della partita. Ricordati, come hai detto tu, che purtroppo anche la Fiorentina veniva da un momento positivo e poi vedi col Cagliari ha trovato una giornata Infatti. storta e negativa che l'ha rimessa un po' nel problema della lotta per la retrocessione, anche se già c'era, però con questa sconfitta ancora di più. Fra? No, invece, tornando sempre sul Verona, perché abbiamo parlato prima con Alberto appunto un po' anche della gestione della rosa, del mercato, la cessione di Giovane, che è stato fatto la sensazione migliore, ecco, di questo Verona fin qui, ceduto al Napoli, sì, per 20 milioni, ma come ha giustamente detto Alberto, ne sono entrati 2 per adesso, cioè gli altri arrivano a fine campionato, esatto. Un giudizio su Orban, e secondo te come si può fermare questo giocatore? Perché sembra l'unica arma oramai rimasta a questo Verona in questo momento. Sì, l'ho detto prima, infatti nel collegamento quando c'era Alberto in diretta, che secondo me uno dei pochi giocatori che realmente sta facendo qualcosa di positivo è questo Orban, perché con la sua velocità, la sua determinazione potrebbe mettere in difficoltà la difesa del Cagliari, come le altre difese. Domenica ha fatto il gol con l'Udinese, ma credo che sia l'unico giocatore
che stia facendo bene a Verona. Gli altri sono tutti sotto la sufficienza. Forse Montipozzi si è salvato fino a questo momento e grazie a lui forse ha recuperato quei pochi punti che ha fatto, però non bastano due giocatori su una rosa, su una squadra che sono in 11, è composta da 11 giocatori, non bastano solo due per fare la differenza. Credo che bisogna giocare da squadra, sia gli 11 che giocano, poi con i 5 cambi che si ha adesso c'è la possibilità di sistemare la partita in corso. Sicuramente non lo possono fare molte volte le piccole, lo fai più le grandi, perché i cambi che hanno in panchina sono più fondamentali magari di quelli che non può avere sia il Verona che il Cagliari o comunque le squadre che sono lì in zona retrocessione. Credo che questi 5 cambi, questo regolamento dei 5 cambi sia per agevolare più che altro le grandi squadre e magari cercare invece di affossare più quelle piccoline. Questo è un mio pensiero, mi dispiace perché quando siamo partiti col calcio non c'era manco una sostituzione. Esatto. Adesso siamo arrivati a non avere, a parte il Cagliari che gioca minimo con 6 italiani e ha giocato pure con 9 quasi tutte le partite, non avere un italiano in campo e questo è un discapito anche della nazionale italiana, che poi a marzo avrà degli spareggi importanti per riuscire ad andare ai mondiali, e soprattutto non vedo questa grande qualità che tutti questi stranieri stanno portando in Italia. Mi ricordo che quando si giocava con 3 stranieri in campo, che secondo me sarebbe il numero giusto, però i 3 stranieri, ricordo solo quelli del Milan, Gullit, Van Basten e Rijkaard, ricordo solo questi, il che è tutto dire. Oppure della Fiorentina, Rui Costa, Beh, scusa, Vito, e Batistuta. Francesco Herrera e se poco, Fonseca te li ricordi però? scusa se poco, e se no vogliamo parlare anche degli stranieri che aveva il Cagliari, 3 uruguaiani, Herrera, Francescoli e Fonseca. Quindi voglio dire, quelli che arrivavano facevano la differenza. Adesso tutti quelli che stanno arrivando vedo poca differenza e poca qualità soprattutto. Forse chi ha azzeccato i cambi, e mi dispiace dirlo anche se purtroppo giocano appunto senza un italiano in campo, il Como, che sta facendo molto bene, ma che nella campagna acquisti e cessioni credo che abbia impostato una squadra, ha speso più di 150 milioni di euro, sapendo il capitale che ha, il sociale che ha il PA e il Como, con i 2 presidenti che sono i più ricchi del calcio italiano sicuramente, e credo che possano essere anche a livello europeo tra i candidati ad essere quelli che più hanno un capitale importante. Ci sta. Senza togliere niente a Fabregas, che devo dire la verità, è un tecnico che secondo me sta facendo molto bene, molto bravo, nelle mire dell'Inter, nel milione dell'Inter, lui non si è voluto andare, o comunque la società del Como magari non l'ha fatto andare, quindi queste sono cose personali che solo loro possono sapere, però credo che secondo me abbia fatto bene a rimanere a Como e sta togliendo delle grandissime soddisfazioni. Ci avrà tempo, anche perché è un giovane allenatore, per mirare a delle squadre molto, secondo me, più ambiziose del Como, anche se il Como ha delle potenzialità enormi. Ci credo. Ma Fra, perché io ho una domanda su Vito, su un giocatore che è insomma sulla bocca di tutti, che è Marco Palestra. Però io ti chiedo sull'evoluzione che ha avuto Marco Palestra, perché comunque è un giocatore, sì, gli addetti ai lavori conoscevano benissimo, si sapeva, però è un giocatore che partita dopo partita, magari qualche situazione, ovviamente è giovane, deve ancora imparare certi movimenti, però l'idea è che partita dopo partita lui prenda sempre più esperienza, sempre più consapevolezza del proprio potenziale e stia diventando sempre più immarcabile, cioè anche a Firenze comunque lui ha fatto quello che voleva. Gosens non ha capito niente di quella partita. E quindi ti chiedo dove può arrivare questo giocatore, anche se il prestito secco ritornerà all'Atalanta, però c'è da dire che il Cagliari sicuramente gli sta dando ampio spazio e l'Atalanta io spero di questo ne terrà conto a tempo debito.
Guarda, hai detto delle cose giustissime su Palestra, credo che sia in questo momento un giocatore fondamentale per il Cagliari, nonostante la sua giovane età sta dimostrando tutto il suo valore, ha una forza, facilità di corsa importantissima. L'unica cosa che secondo me deve migliorare è distribuire le forze e la corsa durante tutti i 90 minuti, cosa che in questo momento per l'esuberanza fisica, per l'esuberanza che vuole mettere in campo, per la voglia di giocare, la sua giovane età, ancora non ha imparato, perché molte volte capita che corre tantissimo nel primo tempo, i primi 10 minuti del secondo, e poi dopo si assenta un attimino, e credo sia dovuto appunto a quello che dà soprattutto nei primi 45 minuti e nell'inizio della ripresa. Io credo che un giocatore come lui debba distribuire, anche se non è facile, perché io in pratica ero un po' un giocatore come lui, quando scendevo in campo non guardavo il minuto, correvo finché ne avevo, e quindi poi veniva senza distribuire le forze durante tutti i 90 minuti. Quindi credo che questo, glielo posso dire con esperienza, dovrebbe, e avrei dovuto migliorare anche io a suo tempo, cosa che magari invece, ripeto, non è successa, perché purtroppo quando si entra in campo cerchiamo sempre di dare il massimo finché ne abbiamo. Io mi ricordo, anche se adesso non viene mai sostituito, Di Marco, che con Inzaghi al 60esimo, massimo 70esimo, Esatto, veniva vero. sempre sostituito, e lui si è poi alla fine, quest'anno, si è anche lamentato con l'allenatore vecchio, ha fatto un'intervista dicendo appunto con l'allenatore di prima mi toglievano sempre al 60esimo, però devo anche dire che credo che il vero Di Marco l'abbia scoperto Inzaghi, e quindi credo che gli si debba anche un ringraziamento e magari poche critiche. Ma lo vedi simile a te come giocatore Di Marco, per Guarda, caratteristica? Di Marco io l'ho sempre detto che è un giocatore come me, è molto bravo nella fase di spinta, molto bravo nel calciare. Scusate, ma c'è il gattino che mi sta... Scendi giù, che mi sta... Credo che sia molto bravo appunto nella E su fase di Famini, spinta, nella a fase quest'ora. d'attacco, nel fare il gol, nel battere le punizioni, le palle native. Credo un po' meno in fase difensiva, anche se credo rispetto a me che sia leggermente migliore, però è anche vero che adesso si gioca un altro tipo di calcio, Certo. e quindi è più facile per un ragazzo che ha questa esuberanza fisica, questa facilità di corsa, questo cross importante, giocare nel calcio di adesso. E ripeto, le qualità che c'erano prima le vedo poco nel calcio di adesso, quindi sicuramente prima devi stare molto più attento nella fase difensiva, cosa che io invece purtroppo ho sempre Ecco. guardate che questa è una cosa impossibile, che è sempre stato il mio difetto. Ancora, scusate, ma guarda, ne ho mancherebbe. sette. No. Ho 7 Noi siamo... gatti, e Ecco. questo è quello che più si è sfacciato. È il più affettuoso, dai, diciamo Vuol venire così, in il più diretta. Anche affettuoso. troppo. Il più l'altro dietro invece lo vedo che è più guardingo, si è messo Sì, no, lì. ce ne sono nei divani, ce n'è dappertutto, però questo gli piace proprio le coccole, non mi lascia in pace. Ai. C'è l'ultima domanda per Vittorio, Luca. Allora, Nicola Quella di ti Nicola. chiede... Che lo allontano un Sì, attimino. sì. Dai, via. Vai tranquillo. Cosa ne pensa Vittorio della posizione di Gaetano nelle ultime 2 partite? Lo vede adatto al ruolo? Ovvero lì in mediana come play? Ma sai, devo dire la verità, mi è venuto proprio in mente l'altro giorno guardandolo. Potrebbe essere un ruolo che per lui, per le qualità che ha, per la tecnica che ha, per la visione di gioco, potrebbe essere un ruolo più giusto rispetto al trequartista. Credo che non abbia sbagliato Pisacane a provarlo in quel ruolo lì. Credo che ancora abbia da migliorare, perché naturalmente Certo. deve ancora entrare proprio nei particolari di quel tipo di gioco, però credo che possa essere il futuro di questo giocatore. Mi piace molto, ha delle qualità importanti a livello di tecnico e anche di realizzativo, se
se ha voglia, perché il problema di Gaetano non è la qualità, il problema di Gaetano è la continuità del gioco, e quindi una volta che imparerà a essere continuo, credo che sia un giocatore, che sarà un giocatore a livello anche nazionale importante per qualsiasi squadra. Perfetto. Fra? No, direi che abbiamo già detto tutto. Che partita sarà Cagliari-Verona in chiusura, Vittorio? Guarda, Dal punto di vista tattico. sai, non mi aspetto una bella partita, magari ci potranno anche essere parecchi gol, non lo so, però non mi aspetto una bellissima partita da ambedue le squadre, perché la posta in palio è troppo importante per tutti e due, e quindi non so se riusciranno a esprimere il loro miglior calcio. Mi auguro di sì, perché potrebbe essere, perché poi potrebbe venire fuori veramente una bellissima partita con due squadre che, appunto, il Cagliari gioca in casa e ha bisogno di vincere questa partita. Il Verona ha bisogno di vincerla a tutti i costi per non retrocedere, per dare quella speranza ancora, quella piccola speranza che potrebbe avere, e credo appunto che poi alla fine la paura la farà da padrona. Però da tifoso e da sportivo e da uno che piace il calcio, mi auguro che invece sia una bella partita. Molto bene. Mi auguro di sbagliarmi, in poche parole. Speriamo. Vittorio, grazie come Grazie sempre a voi, per essere scusate stato con noi. l'interferenza del mio gatto, ma purtroppo No, va benissimo. Che è sempre un piacere per noi. Noi siamo filo. Di solito anche più maleducato. O più Allora ti affettuoso, come lo vogliamo dire. ti inviteremo di nuovo per vederlo ancora in azione e ancora Esatto. più Va maleducato. Va bene, bene. grazie, saluto tutti e forza Cagliari. Un abbraccio, ciao Vittorio. Di Fiorentina e Verona. Ciao a tutti. Grande. Ciao Vito. Ciao, grazie. Ciao. Eccoci qua. Yeah. Grande. Diceva appunto Meraviglioso. Roberta, 131 gatti. Esatto. Prima era 44, noi ne abbiamo aggiunto Esatto. 87 praticamente. Esatto. Ci Per sta. arrivare al numero totale. Va bene. Direi che è stata una bella puntata, come sempre, per chiudere questa settimana di Buongiorno 131. Vi risulta Verona su Luvumbo? Abbiamo letto adesso un po', ma non abbiamo novità a riguardo, anche perché poi mentre stiamo lavorando qua, mentre siamo con voi, non è semplicissimo riuscire a recuperare sempre informazioni, però è chiaro che il Luvumbo sia in uscita, l'abbiamo detto già da tempo. Vedremo quale sarà la direzione, se partirà, così come probabilmente in questo momento sembra. Vedremo. Va bene. Allora, stasera abbiamo Fanta 131, da confermare l'orario, perché dipende da alcuni fattori, però di base dovrebbe essere alle 18. C'è l'articolo, mi pare sia... non ho controllato. Fammi vedere. Perché abbiamo aperto il mercato, quindi ve lo dico già a voce, il mercato sarà da mercoledì a venerdì della prossima settimana. Purtroppo tempi stretti, perché l'ultima partita di questa giornata è martedì con Bologna-Milan e la prima sarà di venerdì, l'anticipo adesso mi dico se è Lecce-Pisa, fammi vedere, no, Verona-Pisa. Quindi ci sono 3 giorni, quindi il consiglio è controllate, vedete un po' le plusvalenze, ricordatevi che 4 cambi e 6 crediti per i non abbonati, 12 crediti e 6 cambi per gli abbonati. Quindi fatevi un po' i conteggi, portatevi un po' avanti, perché purtroppo non c'erano più giorni a disposizione. Saranno 3 giorni completi dove effettivamente insomma si cercherà, il consiglio vi posso dare, visto che quest'anno è un fantacalcio anomalo, cercate di completare la rosa, perché da qui a fine campionato il rischio è che poi vi trovate senza giocatori, magari vi state giocando la posizione e non avete 11 giocatori da inserire. Quindi occhio da questo punto di vista, non fate la super squadra da 11, perché poi abbiamo visto ci sono tanti infortuni, non è l'anno giusto, coppe, non è l'anno giusto, cercate di completarvi la rosa, se è un consiglio che vi posso dare.
Marco, cioè, se ci sei allo stadio sabato, io le ho sempre con me, eh. Attenzione, voi venite allo stadio e io ve la do ovviamente, Marco. Ci mancherebbe. Cioè, le ho sempre con me in macchina, quindi... No, scrivi... Ma se non ci sei allo stadio sabato, Marco? Altrimenti mi scrivi su Instagram, ho 131 e ci mettiamo d'accordo. Così. Scrivi a siamo Di Leonardo. Scrivete tutti a Di Leonardo. Ok. Con l'Iban. Ci pensa Di Leonardo a voi, non vi Certo. preoccupate. Con l'Iban soprattutto, guarda. Va Energia. bene, ragazzi, ci vediamo poi domani sera anche con la vigilia, La vigilia. di Cagliari-Verona, come sempre, alle 19 per parlare della sfida di sabato sera. Ci sarà anche Aperi Torres domani sera, quindi insomma sarà come sempre un bel venerdì ricco e carico di novità. Va bene? Perfetto. Buon fine settimana a todos. Perfetto. Dumfries è la fine del direttore, bellissimo. Sì, esatto. No, ma da quando l'ho mandato via Dumfries, figurati. Già dimenticato. Adesso prendo Ratterink, il nuovo Dumfries. Esatto. Ti porti avanti. Non vedo l'ora. Salute- Non vedo salute l'ora. primavera. Esatto. Va Asibili. bene. Buona Ciao, giornata ragazzi. a tutti, grazie a tutti. Ciao Fra. Ciao. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.